Sì, buongiorno, buongiorno ai temerari che ci seguono in diretta nei nostri canali YouTube e Facebook e anche a chi ci seguirà in differita nei prossimi giorni. Siamo alla puntata numero 3 di Magazine o Magazine. eh, Fate cadere l'accento dove meglio vi piace, c'è libertà d'accento, come si dice. È la terza puntata della seconda stagione ed è il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge, una manifestazione della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche, sezione del Veneto sempre, e l'Istituto Scolastico Regionale, con il supporto degli editori e dei librai veneti. Allora con me c'è sempre il fido Oreste Sabadin che magicamente comparirà alla mia. Buongiorno Oreste, grazie per lo stacco in diretta. Siamo una delle pochissime trasmissioni che si possono permettere dei musicisti in diretta, mentre gli altri ricorrono a dei mezzucci sul registrato, così, mentre noi abbiamo... Quando è che inviti con te anche l'orchestra Oreste Sabadin alle tue spalle? L'orchestra sta arrivando come al solito, è imbottigliata qui nella rotonda dell'uscita dell'autostrada, ma guarda, c'è già pronta la scalinata, vedi che si disporranno tutti in ordine, sì, proprio giusto così, i vari archi, strumenti a fiato, le percussioni, eccetera, e poi naturalmente ci sarà un'esibizione memorabile della sigla Il Veneto Legge 2023. Dal vivo, naturalmente. Rigorosamente dal vivo. Rigorosamente dal vivo. Benissimo, allora siamo arrivati alla terza puntata. Il programma quest'oggi è ricco, come sempre, e questa puntata si caratterizza per il fatto che i vostri conduttori preferiti di questa manifestazione hanno lasciato la settimana scorsa i propri studi personali e si sono avventurati in quel di Bassano del Grappa, dove c'era la manifestazione Oltre il paesaggio. Dietro il paesaggio. Dietro il paesaggio, mi scusino gli organizzatori, dietro il paesaggio, che aveva come sottotitolo Gli stati generali della letteratura in Veneto. La scorsa puntata avevamo sentito Paolo Malaguti che ci aveva presentato la manifestazione e noi siamo andati sul campo a vedere che cosa succedeva, anche perché il programma era decisamente ricco, articolato di incontri con scrittori e operatori di tutte le categorie della filiera del libro in Veneto. Quindi siamo andati sul campo a sentire. Abbiamo realizzato due piccoli servizi, uno ve lo proponiamo adesso, uno invece dopo il primo atto della locandiera. E allora chi dice, Oreste, andiamo con il primo? Andiamo con il primo. Buon ascolto di questi piccoli interventi dietro il paesaggio. Per noi organizzare gli Stati Generali della Letteratura in Veneto è stata innanzitutto una scommessa, un sogno che sta camminando sulle gambe di tanti e di tante, dell'organizzazione del gruppo di volontari e volontarie legati a Villa Angran San Giuseppe, che qui a Bassano è il luogo che ospita e sta ospitando tutti gli eventi di Dietro il paesaggio.
è un posto che ha uno spazio paesaggisticamente notevole, una storia da raccontare che non riassumo qui ma vi invito a scoprire, e che ben si presta secondo noi a mettere insieme le persone, mettere insieme i contesti, perché tutti possano dialogare e crescere insieme dalle reciproche esperienze, desideri, problemi e quant'altro intorno a questa cosa che amiamo così tanto, che è il libro, che è la lettura. Guarda, secondo me sì, esiste una letteratura veneta, semplicemente perché esiste una peculiarità del Veneto, che è una storia molto particolare, dalla grande povertà del dopoguerra al boom economico e poi alla crisi economica del 2008, e evidentemente la letteratura reagisce a questa sorta di laboratorio sociale che è, come è stato definito dagli storici, il Veneto. Reagisce con una letteratura molto particolare, molto volta all'individualità, all'originalità, e anche al conflitto col mondo imprenditoriale economico, che è durato fino al 2014 con Cartongesso, e poi invece negli ultimi anni credo che qualcosa stia cambiando, si cerca di rifondare alcuni elementi chiave dell'uomo in una prospettiva più ampia, quindi sostanzialmente secondo me sì, esiste, si può storicizzare anche la letteratura veneta. Beh, certamente autori come Comisso, Parise percepivano una, se vogliamo chiamarla tradizione, nella loro narrazione. Eppure questa tradizione si è rivelata in continua evoluzione e appunto oltre agli autori che ho citato pensiamo a Berto, Giuliano Scabbia e Zanzotto. Quindi se di tradizione si può parlare, è una tradizione che va rimodulata e riconfigurata in termini temporali e storico-culturali. Quindi sì, tradizione, ma una tradizione fatta da grandi individualità. Allora, lo stato della poesia è credo buono, certo abbiamo perso il nostro maestro, cioè Zanzotto, però abbiamo molti altri poeti, per cominciare anche per, insomma, facendo un po' un graduatorio d'età, Cecchinel, ma io direi che l'area veneta sì, confina e anche comprende un po' il Friuli, per cui ci sono le generazioni, c'è l'Alta, Dal Bianco, mi metto dentro, poi ci sono anche molti giovani, direi che è una letteratura che è viva, che si è aperta anche sempre una problematica inerente al paesaggio, ma in termini direi più globali, e in questo senso è molto attiva. Ci sono molti giovani che trattano temi anche inerenti all'ecologia. Questo però appunto non toglie il fatto che prima di tutto credo che quello che connota ancora la poesia in Veneto è proprio l'attenzione alla forma. Tutte le cose che leggo, anche dei più giovani, sono molto alte a livello formale, e credo che questo sia sì, quello che l'eredità che abbiamo probabilmente ricevuto appunto dal nostro grande maestro. Ecco. Allora, lo stato dell'editoria, come si sa, le case editrici e l'editoria è sempre in crisi, ma fortunatamente è sempre vitale anche. Quindi sì, quest'anno, come anche nella media nazionale, la produzione di libri è in crescita, e anche di lettori che vanno nelle librerie. Poi si sa, le criticità sono quelle di sempre: far avvicinare la gente al mondo del libro, appassionarli alla lettura, e questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme tutti gli attori della filiera, e benissimo stanno facendo tutti quei gruppi di lettura che portano insieme alle biblioteche sul territorio iniziative che promuovono la lettura. Il panorama secondo me è in forte crescita, perché comunque gli editori stanno prendendo consapevolezza di quello che è il loro ruolo anche come polo culturale all'interno della regione, e quindi io mi aspetto che nei prossimi 5 anni la crescita sia ancora più evidente. Da quanto sono riuscito a percepire oggi dagli incontri, la forza di volontà per fare in modo che questo avvenga c'è. Oggi avevamo tra l'altro Beppe Cantere Ronzani, appunto dell'editore omonimo Ronzani, che sull'argomento ha le idee molto chiare. Gli
l'idea è quella di lavorare molto sulla qualità del libro, ma poi anche di riuscire a creare tutta una rete di contatti con le librerie da una parte, le istituzioni dall'altra, riuscire a creare dei meccanismi virtuosi per riuscire a promuovere il libro, il lavoro editoriale, la qualità del lavoro editoriale fin dalla tenera infanzia, per poi riuscire a, in qualche modo, a coinvolgere anche le fasce più in là con gli anni, gli adulti. Ecco. Dietro al paesaggio di un editore c'è tutto quello che lui pensa, c'è il suo modo di vedere il mondo, c'è il suo modo di interpretarlo e di raccontarlo attraverso i libri degli altri. Questa penso che sia la chiave, insomma. A me almeno come editore interessa sviluppare un progetto culturale, un programma con chi ci sta, con chi c'è, che sono nella mia testa quante più persone possibili, attorno a dei nuclei di tematica, dei nuclei di valore che possano permettere a me, editore, di scrivere il mio libro, che è il mio catalogo, e quindi raccontare il mondo con le parole, con i libri degli altri, facendolo insieme. Ma allora, lo stato di salute in questo momento è comunque buono, perché ci muoviamo in una fase comunque positiva di mercato. Quello che è il problema è che il calo demografico sta di fatto rimpicciolendo ancora di più la torta a disposizione, e quindi se non ci sono diciamo delle azioni decise di politica pubblica verso la promozione al libro e alla lettura che possa aiutare tutti noi, diciamo, ad ampliare la fetta di torta disponibile, nel medio periodo credo che potranno esserci dei problemi. Grazie. Allora, buongiorno e grazie Livio, sono felice di parlare con te in questo contesto degli Stati Generali della letteratura in Veneto. I lettori ad alta voce volontari crescono e sono sempre più entusiasti, nel senso che c'è questo desiderio di leggere storie e condividerle con gli altri. Credo sia importante fare sinergia con le altre realtà, e questa occasione è importante perché stiamo dialogando e sono felice che i lettori volontari ad alta voce saranno presenti alla maratona di lettura Veneto Legge. L'idea della biblioteca che si sta imponendo, non direi in Veneto ma proprio a livello nazionale, è quella di una biblioteca che deve essere un hub culturale, cioè una biblioteca che deve essere fulcro di stimoli che dirama verso l'esterno, ma capace anche di assimilare questi stimoli dall'esterno e di diventare pertanto non solo luogo dove si conservano libri, ma luogo dove si producono delle attività, luogo dove si producono competenze. Allora la lettura in biblioteca diventa fondamentale anche per sostenere queste attività di ibridazione di competenze, ibridazione di pubblici, e questa è la biblioteca che vorrei. Direi, guarda, che stanno proprio bene, anzi benissimo. Abbiamo appena fatto un censimento e abbiamo scoperto che come minimo ci sono 250 gruppi di lettura sparpagliati in tutto il Veneto, nelle varie regioni, nelle varie province, e soprattutto Padova, Vicenza, Venezia, ecco. E quindi, ma siamo sicuri che ce ne sono molti di più nelle librerie, nei salotti delle case private, per cui direi proprio che stanno molto bene. È una realtà che dà grande soddisfazione per i bibliotecari, che hanno la possibilità di vederli, di conoscerli da vicino, spesso e volentieri di guidarli, ecco. E credo che sia un bel modo per i lettori di vivere una dimensione diversa della lettura, non solo quella privata, individuale, fatta nelle proprie stanze, nel luogo che piace di più, ma anche proprio dopo la possibilità di condividerla con altri. Ecco, l'incontro di Bassano è stato un bel momento di incontro tra tantissime persone, e
ringrazio gli organizzatori che ci hanno anche permesso di intervistare i vari ospiti, ed è stato un momento di riflessione intorno a quel che accade intorno ai libri, alla lettura in tutta la regione. Vedremo poi un secondo servizio più tardi, dove invece, mentre adesso abbiamo sentito più le parti più istituzionali dei gruppi di categoria, nella seconda parte invece daremo più spazio alle voci degli autori. E a proposito di autori, anche abbiamo cominciato già nelle scorse puntate a sentire alcune voci della letteratura che si muovono qui in regione, e quest'oggi Oreste Sabadin ha sentito Emanuela Canepa, scrittrice ed editor. Diamo il benvenuto a Emanuela Canepa, scrittrice e editor, e siamo qui per parlare del suo lavoro, no? Nel 2017 hai vinto il premio Calvino, un premio prestigioso, con questo libro L'animale è femmina. Poi ne sono usciti altri, Insegnami la tempesta del 2020, Resta con me sorella del 2023, e questo racconto, no? Quel che resta delle case, per Tetra. Ma torniamo al premio Calvino. Cosa è significato per te e a che punto del tuo percorso è arrivato? È stato quel che in inglese si definisce un life changer, nel senso che ha realmente rivoluzionato la mia vita. Posso dire che non ero in una particolare posizione del mio percorso, nel senso che a me capita molto spesso di dire che da una parte ho esordito tardissimo, perché appunto il romanzo che ha vinto il Calvino, la mia prima pubblicazione, quindi avevo già, quando ho vinto il Calvino, avevo 50 anni, 51 quando è uscito il romanzo. Però in compenso la cosa buona è che il premio Calvino mi ha, come dire, evitato di fare la gavetta, nel senso che normalmente il percorso di un autore parte da pubblicazione di racconti, poi magari editori più piccoli, e poi, se si è fortunati, se si è un minimo talentuosi, si può approdare a un editore più importante, e non tutti ci arrivano, anche a prescindere dal talento, quindi comunque già è una tappa significativa. Ecco, io questo, come dire, passaggio, percorso, dinamica, me la sono risparmiata, perché avendo vinto il Calvino, come succede a tutti quelli che non solo quelli che vincono, ma in generale è anche sufficiente solo arrivare in finale al Calvino, e si viene letti più o meno da tutti gli editori italiani, per cui la possibilità di cominciare fin da subito con un editore di livello, come è capitato a me, il Calvino me l'ha garantita, quindi è realmente qualcosa che mi ha cambiato la vita. Adesso tu scrivi, no? Probabilmente scrivevi anche prima, sicuramente, no? Hai sempre scritto, ma scrivere perché? E se la tua scrittura, quando scrivi, ti rivolgi già hai in mente un pubblico di riferimento, se hai un tuo pubblico di riferimento, oppure scrivi a prescindere perché hai questo bisogno oppure questa necessità? Mi fa sorridere perché esiste un certo tipo di filone all'interno dell'insegnamento della scrittura creativa che, come dire, parte proprio da questo presupposto, no? Che bisognerebbe sempre avere chiaro il pubblico a cui ci si rivolge, però per fortuna non la pensano tutti così, perché nel mio caso sarebbe un grossissimo problema. Io non ho assolutamente in mente nessun tipo di pubblico specifico peculiare, meno che meno mi capita di recente, mi è capitato di rendermi conto che io spesso vengo un po' etichettata come scrittrice che parla in particolar modo alle donne, cosa che io trovo terribilmente limitante, perché insomma le donne sono la metà dell'umanità, quindi auspicabilmente ritengo che anche se si scrive di personaggi femminili si possa perlomeno avere l'ambizione di interessare tutti, anche gli uomini, quindi semplicemente, senz'altro, senza dubbio, se parliamo di oggetto narrato, non si discute che le donne sono più interessanti per me, mi diverto di più a osservarle, mi diverto di più a raccontarle, ma la mia ambizione sarebbe di parlare a tutti, e quindi non a un pubblico specifico, ma a un pubblico assolutamente indifferenziato.
Certo, senti, ho notato nella tua scrittura una certa precisione nei dettagli, no? Una capacità di descrivere dei piccoli gesti, ma che delineano subito uno spazio in cui vengono, addirittura la stanza. Per me mi sono immaginato anche così la luce, il tipo di luce, non tanto i colori, ma il tipo di luce. Allora, questa tua precisione è una cosa naturale tua, una capacità di osservazione innata, oppure è venuta così con l'esercizio definendo il tuo stile di scrittura? Ma sai che mi ci fai pensare tu e ti devo dire che non corrisponde assolutamente alla mia natura, nel senso che io nella realtà sono terribilmente distratta, ho sempre un occhio interiore molto attivato, cioè seguo i miei fantasmi, le mie fantasie, quindi poi nella realtà io sono il classico tipo di persona che sarebbe un pessimo investigatore privato perché proprio non li noto i dettagli, però poi invece effettivamente quando scrivo, cioè quando descrivo contesti che inevitabilmente quindi sono nella mia testa prima di finire sulla pagina scritta. Al contrario, chi lo sa, forse proprio per contrappasso sento il bisogno di ancorarli a dei dati molto, molto reali. Mi torna in mente che per quest'ultimo romanzo che ho scritto, che è un romanzo storico, ho proprio avvertito fortissimamente l'esigenza di leggere letteratura di quell'epoca perché mi serviva, o meglio, mi serviva, io avvertivo l'esigenza di rendere credibili gli ambienti, ma per ambienti intendo dire l'arredamento, le stanze, gli odori. Ecco, c'è stato un momento in cui mi sono posta, ho quasi rinunciato a questo progetto perché mi sono detta dove posso recuperare l'universo olfattivo degli inizi del Novecento, che è sostanzialmente oggi scomparso, perché per me poi soprattutto che sono cittadina, ho sempre vissuto a Roma, prima a Padova adesso, ecco in città l'universo degli odori è inesistente, cioè l'unico odore che senti è quello dell'inquinamento per lo più. E quindi come posso rendere credibile questi ambienti non avendo la possibilità di recuperare olfattivamente quell'universo, per non parlare poi di tutti gli altri dettagli. Quindi effettivamente da scrittrice mi ossessiona moltissimo quando trasferisco su carta i miei panorami mentali. Nella realtà sono l'esatto contrario, succedono le cose più turpi, non mi accorgo assolutamente di niente. A volte non riconosco neanche gli amici per strada perché sono tutta persa a pensare alle cose mie. Quindi sono due dimensioni assolutamente in contrapposizione. Bene, senti, un altro aspetto della tua età è quella di docente nelle scuole di scrittura creativa, no? Le scuole, una online che si chiama Bottega di Narrazione, invece una a Rovigo che si chiama Palomar. In particolare a me ha colpito questo corso di documentazione per narrare, no? Cioè, e quindi la necessità, come dicevi anche adesso, di raccogliere dati per poi restare credibili, no, nella narrazione. Ma non è solo questo concetto, tu dai anche degli strumenti, no? Sia online, ma anche la valorizzazione delle biblioteche, degli archivi presenti. Ci vuoi parlare un po' di questa tua attività? E questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi, noi siamo un'equipe di docenti in Bottega di Narrazione, il direttore è Giulio Mozzi, però siamo in 10, anzi 11 con lui e ognuno di noi fa corsi particolari, specifici, diciamo, o ciascuno di noi ha una sua area di expertise, diciamo così. E io inevitabilmente, avendo fatto per quasi 20 anni la bibliotecaria, e c'è un'altra docente scrittrice nella scuola della Bottega di Narrazione, Claudia Grendane, che lei addirittura lo fa ancora, io mi sono licenziata, lei invece ancora lavora per le biblioteche civili di Padova e quindi il caso ha voluto che noi si fosse in condizioni come dire, di gestire con un certo livello di professionalità strumenti che hanno completamente cambiato la modalità di documentarsi rispetto per esempio a quando studiavo io che era tutto cartaceo. Ecco, negli ultimi 20 anni gli strumenti di intermediazione, cioè quelli che ti servono, che devi interrogare per poter capire dove troverai l'informazione finale che ti serve, sono ormai tutti smaterializzati, sono tutti digitalizzati e peraltro sono strumenti ad alto livello di specializzazione, quindi come sempre ne consegue direttamente che non sono particolarmente user friendly, non è Google, cioè se nessuno ti insegna primo quali sono questi strumenti, secondo in che modalità interrogarli, puoi trovarti davvero in difficoltà perché ormai gli strumenti cartacei, i vecchi cataloghi cartacei con i cassettini che si estraeva non esistono più, meglio esistono come elementi di antiquariato, ma non vengono più implementati, non vengono più aggiornati, quindi realmente imparare a documentarsi, che mi pare un'esigenza assolutamente essenziale per lo scrittore, a prescindere completamente dal genere, non serve solo allo scrittore storico, anche allo scrittore di realtà contemporanea, si vuole descrivere efficacemente una serie di processi che non può dominare tutti nello stesso modo per
competenze sue specifiche, deve sapere dove andare a cercarsi l'informazione. Noi siamo molto orgogliosi in bottega perché secondo me, per quello che ne so io, nessuna scuola di scrittura in Italia fa un corso specifico su questo aspetto che secondo me è assolutamente centrale per chi vuole scrivere. Uno dei temi della maratona di lettura Il Veneto Legge 2023 è il centenario di Italo Calvino. Tu hai vinto il premio Calvino, ma probabilmente ci sarà anche qualcos'altro che ti lega a questo scrittore. Ce ne vuoi parlare? Sì, beh, a parte, sì, come si diceva, io ho vinto proprio la 30ª edizione del Premio Calvino, quindi chiaramente è una edizione che ha avuto un particolare, come dire, andamento cerimoniale proprio perché celebrava questo anniversario particolarissimo. Se ti dovessi dire un solo libro di Calvino, ma per ragioni più emotive che non estetiche, perché per ragioni estetiche il libro di Calvino che io adoro assolutamente è Le città invisibili, ma per ragioni professionali ed emotive io vorrei citare un libro che è stato appena ripubblicato dopo essere scomparso al mercato, ambitissimo per 30 anni, che è I libri degli altri, cioè la raccolta delle lettere, delle principali, perché immagino abbia scritte 10 volte tanto nella sua carriera, delle lettere con cui Calvino si interfacciava sostanzialmente con i suoi interlocutori, che per lo più erano scrittori, a volte scrittori affermati, a volte scrittori meno affermati, a volte esordienti, a volte persone a cui lui semplicemente regalava il suo parere, gente che non ha mai pubblicato, gli inviavano qualcosa, ma gente che poi non ha mai pubblicato. Ed è il più portentoso, involontario manuale di scrittura creativa, secondo me, della narrativa italiana. Lui non l'aveva certo scritto con queste intenzioni, eppure contiene una serie di suggerimenti assolutamente fondamentali e soprattutto è un libro divertentissimo. Mi torna in mente che Elsa De Giorgi, che è stata la sua famosa amante, insomma, hanno avuto una relazione per un certo numero di anni, che è stata una famosissima attrice dei telefoni bianchi degli anni 30 e che era molto amica della Magnani Elsa De Giorgi racconta che la Magnani definiva Calvino una siringhetta de veleno, che è un'espressione divertentissima, come dire che evidentemente era molto sottile, molto divertente, ma sapeva essere anche piuttosto caustico, e direi che I libri degli altri rende assolutamente testimonianza di questo suo particolare aspetto. Raccogliamo questo invito a leggere anche gli altri libri di Calvino, che sono i saggi, eccetera, dove c'è tutto il pensiero di questo grande scrittore del Novecento. Possiamo fermarci qua con la nostra conversazione. Ringraziamo Emanuela Canepa per essere stati con noi. Grazie a voi. Per tutte le cose che ci ha raccontato e ci ha anche messo un po' così di curiosità per questi vari aspetti del suo lavoro. Grazie ancora e buona continuazione. Il Veneto legge, il Veneto scrive, vedremo anche poi nel prossimo servizio altre voci di scrittori e scrittrici, ma il Veneto legge e quindi è arrivato il momento di dare spazio alla rubrica più attesa della nostra trasmissione, che è la locandiera. Benissimo, grazie Livio. Siamo qui con la nostra solita carrellata di appuntamenti. Eccomi qua, non sono andato via. Appuntamenti, cosa succede? Cosa abbiamo raccolto così tra le varie province di eventi e di appuntamenti che riguardano i libri, la lettura, eccetera. Cominciamo dalla provincia di Venezia, esattamente dal litorale. Siamo a Caorle con la nona festival della Biblioteca di Civica di Caorle. È un festival itinerante di parole e musica e prevede 8 appuntamenti con spettacoli e letture ad alta voce. L'amministrazione a ingresso libero e gratuito è cominciata il 30 giugno, ma avete ancora possibilità fino all'8 luglio di incontrare autori e lettori e varie proposte anche musicali all'interno di questa rassegna.
Tutti gli eventi si terranno alle ore 21:15, quindi alla sera, quando il sole ormai è andato giù, e in caso di maltempo sono previste delle sedi alternative presso le varie località. Tutte le informazioni dove potete trovarle? Presso la biblioteca di Caorle, la mail oppure il telefono 0421 219 255. Adesso preghiamo la regia di passare alla seconda locandina. Seconda locandina, che ci spostiamo dal mare alla montagna. Allora, una montagna di libri, ormai una classica rassegna a Cortina e dintorni, una montagna di libri che è un programma variegato, ormai è cominciato luglio, quindi è disponibile nel sito. Vi faccio alcuni esempi. Domenica 9 luglio c'è la presentazione di un libro al Museo di Arte Moderna, Dolomiti, Alte Vie per l'Anima. Oppure sabato 15 luglio, La montagna come amica, piccolo trattato di elevazione. Oppure domenica 16 luglio, La Cortina nel Triassico, andiamo lontanissimi nel tempo, geologia e fossili delle Dolomiti. Chi è stato lì nei dintorni sa benissimo che si possono trovare tantissime piccole tracce di conchiglie e simili tra le rocce, no? Perché in effetti lì la geologia sono miliardi di anni che sta lavorando. Allora, ma a proposito della montagna, possiamo parlare anche della collina, perché quest'anno parte, collegata a una montagna di libri, anche una collina di libri. Una collina di libri che parte proprio stasera, con martedì 4 luglio alle ore 19, con Fernando Aramburu, presso la Sala dei Battuti del Duomo di Conegliano. C'è una conversazione con Francesco Chiamulera intorno al suo nuovissimo romanzo che si chiama Figli della Favola, edizione Guandi. È un romanzo che torna con occhio lucido, umorismo e grande abilità narrativa sulla generazione perduta dei giovani baschi imbevuti di un'ideologia che si fa lontana, in una storia picaresca e avvincente. Tutte le informazioni si possono richiedere alla mail unacollinadilibri@gmail.com. C'è anche un profilo Twitter, Collina di Libri, oppure Instagram, Una Collina di Libri. Bene, restiamo in alta quota con una manifestazione di cui avevamo, Geografie sul Pasubio di Keller Editore, avevamo intervistato l'anno scorso per Magazine numero 2, e lo potete trovare sul canale YouTube del Veneto Legge, il Magazine numero 2. C'è l'intervista a Roberto Keller proprio su questa manifestazione Geografia sul Pasubio. Narrare i luoghi e i popoli. Quest'anno sono incontri sul reportage con passeggiate, trekking, e quest'anno il tema è terre, popoli e isole misteriose. È molto interessante perché chi si iscrive ha la possibilità di fare questo trekking insieme agli autori e agli organizzatori, e arrivare in certi rifugi dove avvengono le conversazioni, e quindi passare del tempo insieme nei luoghi, passeggiare insieme, condividere anche altri momenti, e il programma è come sempre molto denso e ricchissimo. Potete trovare tutte le informazioni, c'è un sito proprio dedicato a Geografie sul Pasubio, e quindi per tutti quelli che sono interessati. Tra l'altro si svolge, è proprio un'iniziativa di confine, perché si svolge tra le province di Trento e di Vicenza. Questo è una volontà anche di andare oltre i confini. I confini sono delle cose così che si possono oltrepassare e anche superare, no? Allora, Monte Pasubio, Geografie sul Pasubio, Keller Editore. Scendiamo invece un po' di quota, ma restiamo sempre in collina, perché in provincia di Treviso, a Sarmede, la famosa sede della mostra dell'illustrazione, d'estate cosa succede? C'è la Scuola Internazionale dell'Illustrazione, ecco qui. Tutto luglio è occupato da nuovi corsi. Allora, vi dico solo i nomi dei docenti, perché tutte le informazioni le potete trovare o sulla pagina Facebook o sul sito della Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede.
Gabriel Paceco, Silvia Vecchini, che è una poetessa, Paolo Domenicone, l'illustratore, Linda Wolf Gruber, sempre illustrazioni, Jesus Cineros, illustrazione, Linda Wolf Gruber, illustrazione, e fino a Javer Zabala, illustrazione. Avete sentito, veramente una scuola internazionale di illustrazione, ma non solo, illustrazione digitale, la scrittura e tante altre cose. Va bene, allora avete sentito, potete trovare tutte le informazioni sul sito della Scuola Internazionale di Illustrazione. Andiamo avanti con Villeggendo, che è ormai un'amministrazione che sta volgendo al termine, perché è cominciata a maggio, scusate, è proseguita a giugno, e a luglio ha le ultime appuntamenti. È una manifestazione itinerante. Due esempi, per esempio, di cosa succede proprio in questi giorni. Oggi alle ore 21 all'Onigo, tra l'altro in località Madonna, quindi è proprio capillare come scelta dei luoghi, La bellezza, istruzioni per l'uso, con Luca Sommi che dialoga con Stefania Brum. Oppure domani, 5 luglio, sempre alle ore 21, Poiana Maggiore, l'avventura terrestre, Mauro Kovacic dialoga con Giulia Castellani. C'è un sito www.villeggendo.it dove trovare tutte le informazioni, dei luoghi, degli orari, dei prossimi appuntamenti. Chiudiamo la prima parte della locandiera con una manifestazione che si svolge a Vazzola, in provincia di Treviso. Allora, all'interno di Restate al Parco, che è un'iniziativa che dura tutta l'estate, dove ci sono varie cose, racconti, cinema, musica, cabaret, tutti i martedì, giovedì, il sabato e anche qualche domenica, segnaliamo invece questa parte dedicata ai libri, agli autori. I racconti nel parco alle ore 20:30, in particolare il 4 luglio, cioè oggi, le storie che cambiano la vita, un incontro sulla biblioterapia con la professoressa Michela Bigaran. Altri incontri con gli autori saranno l'11 luglio e il 18, ma come vedete è facile trovare informazioni cercando appunto Vazzola, Restate al Parco. Chiuderei qui la locandiera numero 1 e passerei al secondo video, che riguarda dietro il paesaggio. Come diceva giustamente Livio, qui ci sono le voci degli autori e anche dei conduttori, ma anche di qualcuno che era presente ma non ha partecipato direttamente, no? La domanda era, così a caldo, quali sono le tue impressioni di questo incontro o di questa 3 giorni, perché era domenica, quindi si andava verso la chiusura di questi 3 giorni di incontri, di scambi molto intensi, anche questa villa che da sola già faceva un perfetto, direi, ambiente dove far avvenire delle cose. Ma bando alle ciance, sentiamo cosa ci dicono i protagonisti. Il Veneto legge. Il Veneto legge. Sì, mi è sembrato un incontro abbastanza riuscito, poi non dovrei dirlo io, ma l'idea che mi sono fatto, avendone condotti parecchi, è che gli è giovato il fatto che ci fossero almeno 2 posizioni molto distinte e molto diverse, 2 approcci molto diversi su questo tema. Da un lato Romolo Bugaro molto attento a separare l'opera degli autori dagli autori stessi, quindi anche i cattivi maestri possono essere produttori di grande letteratura, mentre invece Giuseppe Mendicino, in qualche modo anche meno marcato, ma comunque in qualche modo anche Paolo Malagutti, sono più sembrati richiedere dall'autore anche un buon esempio, quindi essere un buon maestro indipendentemente, ecco, dal contesto. Quindi la positività dell'ispirazione e la positività della vita come un tutt'uno. Il Veneto legge. Allora,
lato scuro ha visto 3 autori molto diversi tra loro, che sono Sonia Aggio con Magnificat, Ginevra Lamberti con Tutti dormono nella valle e Sandro Frizziero con Il bene che ti voglio, romanzi recentemente usciti. Sembrano autori molto diversi, in realtà hanno parecchi punti in comune. Uno di questi, su cui si è discusso abbondantemente nell'incontro, è cosa c'è rimasto di tutto ciò che riguarda la sacralità, il rapporto con la natura, il rapporto con il paesaggio, con i cicli vitali, con quella che è anche, parlando di Veneto, la cultura contadina. In realtà è rimasto molto di più di quello che si potrebbe pensare, quindi questi autori, tutti giovani perché sono più o meno quarantenni, nel caso di Sonia che è all'esordio anche molto più giovane, ci hanno mostrato che sì, è anche possibile un dialogo tra generazioni. Il Veneto legge. L'incontro è stato veramente molto bello e molto interessante a livello di confronto e anche a livello di interazione con il pubblico, e credo che abbia contribuito alla bellezza di questo evento anche il fatto che ha rischiato di non esistere, perché 2 su 3 autori sono arrivati in forte ritardo, tra cui anche la sottoscritta, ma è colpa di Trenitalia. Sono molto felice di essere qui. Grazie. Sonia Aggio. Allora, l'incontro è stato divertentissimo, che secondo me è la cosa più importante per una presentazione, per un colloquio tra scrittori e scrittrici, e la location ovviamente ha avuto un ruolo importante nel far riuscire il nostro incontro, tra l'altro ricchissimo di stimoli, quindi 10 su 10 lo rifarei, e sono arrivata in orario io. Io sono un altro dei ritardatari e scrivere è un'attività così bella, si può dire questa parola, anche perché ti metti in contatto con persone comunque interessanti che condividono sguardi, idee, e questa sera ne ho conosciute 2. Il Veneto legge. Delle sessioni interessantissime, abbiamo fatto il punto sullo stato dell'arte e della letteratura in Veneto, ma non solo questo, è stata un'occasione per sentire gli attori di questa filiera confrontarsi tra di loro e con il pubblico, e anche in modo acceso, in modo molto sincero. Io sono stata molto incuriosita, ho ascoltato con grande piacere, perché è stata una storia che affondava le radici nella storia dei maestri della letteratura che sono nati alla fine dell'Ottocento e ci ha portato fino a oggi, guardando anche avanti, quindi davvero interessante, secondo me da ripetere, da fare più spesso, e mi sono domandata chissà come funziona, come gira nelle altre regioni. Beh, dietro questo paesaggio abbiamo incontrato veramente un mondo di lettori, di scrittori, scrittrici, libri, e si è fatto un grande viaggio attraverso la letteratura e attraverso il territorio veneto, che ha espresso cose straordinarie e che noi tutti siamo debitori. È stato proprio un gran bei 3 giorni. Allora, l'incontro è stato un'ulteriore occasione per capire che queste cose vanno fatte, vanno costruite bene. Questa è un'occasione eccezionale anche per la platea, un pubblico particolarmente importante, numeroso, quindi quando si parla di libri di solito si tende a dire sono in pochi che leggono, ma questa è la dimostrazione che l'interesse c'è. L'argomento è interessantissimo, fa parte del mio mondo, il paesaggio, la montagna. Mi sono trovato con Antonio, con Matteo, 2 amici, quindi abbiamo dialogato serenamente su questi temi e abbiamo puntato il dito, senza esserci messi d'accordo prima, sul paesaggio e sulle persone che sono dietro al paesaggio, quindi quelle che sono le persone che lavorano nella montagna, nel nostro caso, che lavorano per mantenere il nostro paesaggio quello che è. Ma l'incontro è stato sicuramente positivo, molto bello, anche da un punto di vista affettivo, perché mi sono trovato con Loris Giuliatti e con Antonio Bortoluzzi, che sono non solo scrittori che stimo, ma anche care persone, cari amici, e questo è molto importante secondo me, perché questo incontro in qualche modo si è configurato come proprio un rendezvous tra amici che condividono parole chiave, che condividono visioni del paesaggio, visioni di una società e prospettive future che devono necessariamente anche avere dei risvolti etici e non soltanto formali da un punto di vista letterario e artistico. Perché la cultura in fondo è questo, la cultura è incontro, è ibridazione, contaminazione e quindi anche confronto con le identità altrui.
i festival a questo devono servire, non soltanto attraverso i libri, ma appunto i festival letterari sono un'occasione importante di incontro, confronto e anche di gioia, perché è stato un momento comunque anche conviviale, molto molto bello e positivo. Il Veneto legge. Questi convegni sono molto utili e stimolanti dal mio punto di vista, perché permettono sia ai lettori di entrare in contatto ovviamente con degli autori in una situazione in cui non c'è una esplicita vendita dei propri libri, perché è più un incontro in cui ci si confronta sulla scrittura, sul rapporto col territorio, ma anche, e qui vengo all'interesse dal punto di vista di scrittore, forse anche la motivazione e il tipo di relazione che c'è col territorio in cui si scrive. E questo per me è molto interessante e stimolante, perché per me è importante capire se esiste una direzione verso cui stiamo andando contemporaneamente, se questa cosa è una coincidenza oppure se può essere riconoscibile una direzione appunto che stiamo prendendo per un bisogno ancora inconscio forse, però importante insomma. Allora, parlare di paesaggio, che è qualcosa che si vede attraverso la scrittura, è sempre molto interessante, perché la scrittura evoca, e dall'incontro di oggi è venuto fuori che il paesaggio non è qualcosa che esiste naturale, immutato nel tempo, ma è il risultato di quello che noi facciamo nell'ambiente in cui viviamo. Quindi siamo noi che creiamo il paesaggio e in qualche modo il paesaggio poi condiziona le nostre scelte. Quindi la letteratura in questo caso ci racconta di un paesaggio, ci racconta dell'uomo, ci racconta di come siamo, molto meglio di tanti trattati anche scientifici sui temi. Un commento che insomma esprime entusiasmo sicuramente enorme, perché 3 giorni intensi con tante voci che hanno raccontato il paesaggio, lettori, scrittori, appassionati, accademici, quindi si è veramente dato voce a tante realtà e a tante esperienze, a tante professionalità e a altrettante passioni, quindi sicuramente personalmente torno a casa estremamente ricca, con un sacco di spunti, con un sacco di voglia di approfondire tematiche e soprattutto con tanta voglia di leggere quello che non ho ancora letto e di capire cosa c'è nel paesaggio intimo, nel paesaggio nel quale viviamo e nel paesaggio nel quale interagiamo, e insomma, cerchiamo anche di fare comunità di lettori, comunità di scrittori. È stato molto bello ritrovarsi qui in una cornice meravigliosa e vedere tanta gente ascoltare degli incontri in cui si è parlato di tutto, perché ci si rende conto, ascoltando chiacchierate come quelle di stasera, che il paesaggio ci racchiude tutti e parla a tantissimi aspetti delle nostre vite. Gli scrittori che si sono confrontati oggi ne hanno toccati tantissimi, dal rapporto fisico, corporale che abbiamo con la terra, alle trasformazioni che questa terra attraversa e che ci toccano nel profondo. Per questo molto stimolante e sono contenta di aver partecipato. Beh, la mia impressione a caldo è, la prima cosa che mi viene in mente da dire è la stanchezza, però la seconda che mi viene da dire è la gioia, perché sono stati 3 giorni magnifici, sia dal punto di vista del clima, che ha aiutato sicuramente, sia dal punto di vista, e che è la cosa più importante, della qualità degli eventi e della partecipazione delle persone, numerosissime, contente e attente a tutto quello che abbiamo portato qui in questi 3 giorni, a partire da venerdì in tardo pomeriggio con Antonio Arzelan fino all'ultimo incontro finito poco fa sul tema sempre del paesaggio, e adesso siamo pronti e carichi per andare al concerto di Dostoevskij. Il Veneto legge. Rieccoci dopo queste due immersioni nella manifestazione dietro al paesaggio, che è stata veramente ricca di spunti, di riflessione e anche di incontri dal punto di vista umano. Ci attendiamo sviluppi, speriamo che questa manifestazione abbia
abbia seguito senz'altro, e poi noi col nome che abbiamo, no? La maratona di lettura è Il Veneto Legge, non potevamo non essere presenti. Allora la lettura è fatta da chi scrive i libri, naturalmente, perché non avremmo altrimenti cose da leggere, ma anche da chi i libri li vende, li distribuisce, ma anche chi i libri li raccoglie. Adesso andiamo in una biblioteca che avevamo già sentito lo scorso anno, è la biblioteca di Valdagno, che ha un'esperienza particolare, quella della biblioteca dei semi, tra l'altro una modalità, un modo di fare biblioteca, quello di raccogliere i semi, che si sta in qualche maniera propagando. Risentiamo Marta Penzo e una sua collega, perché questo progetto è arrivato in finale a un importante premio a livello europeo. Sentiamo. Diamo il benvenuto a Marta Penzo e Allegra Rasia della Biblioteca di Villa Valle di Valdagno, dove si trova la Biblioteca dei Semi. Allora, avevamo già parlato in passato di queste due realtà, ma adesso c'è una occasione speciale per riprendere la conversazione con la Biblioteca dei Semi di Valdagno. Sì, è successa una cosa inaspettata per noi, nel senso che abbiamo partecipato quasi per scherzo a questo concorso IFLA. L'IFLA è l'organizzazione internazionale che raggruppa tutte le biblioteche del mondo e cerca di coordinarle dando delle linee guida alle biblioteche stesse. Ha il suo congresso annuale che si svolge ogni anno da 88 anni in un luogo diverso del mondo. Quest'anno sarà a Rotterdam. All'interno di questo congresso, 8 anni fa, hanno creato un concorso per valorizzare le biblioteche che perseguono i migliori progetti di biblioteca verde. Questi progetti possono essere di due tipi. I progetti di biblioteche che investono proprio dal punto di vista dell'architettura, delle scelte infrastrutturali, sulla sostenibilità, quindi coloro che investono sui pannelli fotovoltaici piuttosto che altre soluzioni, e poi l'altra sezione riguarda le biblioteche che hanno invece progetti interni di promozione di ciò che è la sostenibilità e in realtà dell'Agenda 2030. Noi abbiamo partecipato a questa sezione e abbiamo preparato un PowerPoint in cui abbiamo raccontato che cos'è il nostro progetto culturale della Biblioteca dei Semi. E invece siamo stati selezionati, sono stati presentati 10 progetti da tutto il mondo per questa sezione. Noi siamo nella terzina dei finalisti, insieme a Seul e insieme a West Vancouver, la biblioteca di West Vancouver. Quindi insieme, insomma, a una città come Seul, che non so quanti milioni di abitanti abbia, e insieme a una città come Vancouver. Non sappiamo, perché non hanno reso noto, quali sono i progetti, in cosa consistono, quindi non sappiamo gli altri con cosa gareggiano. Sappiamo che noi gareggiamo con la Biblioteca dei Semi e che il 24 agosto a Rotterdam verrà proclamato il vincitore mondiale. Bene, questa è una bellissima notizia, perché il vostro progetto è un po' di anni che va avanti e ha creato anche una bella comunità, se non sbaglio, attorno a questa idea della Biblioteca dei Semi. Allora, parliamo con Allegra, che ha collaborato e collabora a questa Biblioteca dei Semi all'interno della Biblioteca di Villa Valle. Allegra, ci puoi fare un riassunto di questa iniziativa che portate avanti da quanti anni intanto? Allora, la Biblioteca dei Semi è nata nel 2018 su impulso della Biblioteca Villa Valle e ha riunito attorno a questa idea un gruppo di volontari appassionati che hanno investito tempo ed energie e hanno messo a disposizione le loro conoscenze
e dall'idea appunto di trovare un posto dove si potessero scambiare i semi, poi sono nati una serie di altri progetti, di altre idee, di altri corsi e laboratori, con l'obiettivo non solo di scambiare i semi, ma di scambiare anche i saperi e le conoscenze per gestire questi semi. Tutto nell'impronta della sostenibilità. Quindi il privato cittadino, il singolo, può prendere in prestito i semi, ma qui trova anche le conoscenze, le persone che gli spiegano come gestire i propri spazi verdi, che sia l'orto o il giardino, in maniera sostenibile, quindi cambiando un po' anche quella che è la mentalità che per tanti anni ci ha accompagnato dell'uso dei pesticidi, del prato all'inglese, del giardino ordinato e curato. Quindi a partire dai semi abbiamo sviluppato una serie di proposte, di corsi, di laboratori, sia per i bambini che per gli adulti, proprio con l'obiettivo di diffondere le buone pratiche sostenibili, e i semi che noi mettiamo a disposizione sono, noi non li compriamo, o ce li regalano o li scambiamo, quindi creando anche una rete di connessioni, di collegamenti tra le persone. Lo scambio, il prestito dei semi è sì come il prestito dei libri, con la differenza però che è sulla fiducia. Noi abbiamo fiducia che se la persona ha fortuna, è brava e riesce a far crescere la pianta, ci riporterà i semi e la biblioteca dei semi continua a vivere sulla base di questo sistema. È un seminare, anche questo, no? Seminare di Esatto. pratiche. Sì. Senti, all'interno della biblioteca ci sarà sicuramente uno scaffale dedicato a alle buone pratiche del coltivatore così professionale, oppure anche così amatoriale o personale, no? Come funziona? Avete uno scaffale? C'è un... Abbiamo un angolo dedicato nel salone centrale della biblioteca, in cui appunto abbiamo sia lo schedario che conserva i semi che abbiamo a disposizione, sia i libri che vanno sia dai libri per i bambini più piccoli, per avvicinarli al mondo della natura e a questa nuova idea di sostenibilità, sia i manuali per gli adulti o anche i romanzi sull'argomento. E i manuali degli adulti variano da quelli che possono essere le saggistiche per chi vuole fare l'orto, da principiante, magari l'orto balcone per chi abita in un condominio, sia chi vuole magari iniziare a fare l'apicoltore, oppure approfondire le conoscenze sul mondo degli impollinatori, dei semi, delle piante. Benissimo, senti Marta, tornando un attimo a IFLA, mi sembra che questa idea di comunità che avete creato attorno a questa buona pratica sia stato anche quello che ha contato per arrivare in finale, non solo il fatto di avere i semi in prestito, ma proprio il fatto di... Sì, infatti la motivazione, quella ce l'hanno detta, la motivazione perché siamo stati selezionati, dice proprio che ci hanno selezionato perché la nostra non è solo una biblioteca dei semi, ma è un progetto culturale che coinvolge la comunità e che è esso stesso sostenibile, cioè ha le basi per poter continuare. Non è un progetto fine a se stesso, è un progetto sostenibile, promuove la sostenibilità, ma è esso stesso sostenibile proprio perché coinvolge la comunità e quindi non ha una fine. Ha un fine che è quello di continuare a seminare conoscenze, quindi questa è la motivazione del premio. Infatti siamo state molto contenti che la motivazione, cioè significa che hanno proprio capito cos'è il nostro progetto. Mi fa molto piacere. Senti, sì, giustamente collocato anche all'interno di una biblioteca di pubblica lettura, no? Come punto riferimento per la cittadinanza, non solo dove trovare i libri da leggere, ma proprio per trovare altre occasioni per condividere dei sensi, no? Sì, certo. Infatti sì, è quello che tentiamo di fare tutti i giorni, no? È proprio un po' lo stile della nostra biblioteca, si inserisce bene, ecco, questo progetto, perché di fatto tutti i giorni cerchiamo di fare in modo che la nostra biblioteca sia una biblioteca di comunità, biblioteca o sociale, così come si dice ultimamente. C'è una biblioteca in cui il patrimonio più importante non sono i libri, ma sono i cittadini che ci vengono dentro.
le loro conoscenze o non conoscenze, la loro curiosità, la loro voglia anche di conoscere libri, ma anche altre persone, la voglia di stare insieme, di fare comunità. Ecco, nel nostro piccolo, questa è la nostra idea di biblioteca, e la biblioteca di Semi è proprio esemplificativo di questo stile. Da poco, sì, l'anno scorso abbiamo vinto un bando locale con una banca locale, e quindi per la prima volta in realtà abbiamo avuto un po' di margine per continuare a fare le iniziative che facevamo prima, però più in larga scala, per esempio coinvolgendo tutte le scuole. Benissimo, vedi che sono due conferme, insomma, importanti: il bando locale, che non è secondario, e questa premio a cui noi incrociamo le dita insieme a voi, e comunque è già un bel risultato, complimenti. Sì. Quindi è una conferma del lavoro fatto e di questa intenzione soprattutto, no? Perché i Semi sono anche un'occasione per riflettere su altre cose, no? Per creare le comunità e riflettere anche su delle cose molto molto attuali. Io direi che possiamo... potevi dire qualcosa, Allegra? Sì, che forse la terza conferma, quella che ci capita più spesso di avere, è la grande risposta che danno le persone. Tutte le attività che abbiamo proposto, corsi di orticoltura, apicoltura, potatura, laboratori per i bambini, hanno sempre avuto una grandissima risposta di pubblico, con liste di attesa per chi non trovava posto, e forse questa è una conferma che possiamo avere tutti i giorni, ecco. Forse è anche la più importante, no? Benissimo, allora con questa bella notizia e questo sguardo anche verso il futuro, perché piantare un seme è sempre un atto di fiducia verso il futuro. Ringraziamo Marta e ringraziamo Allegra, auguriamo ancora buona fortuna e buona continuazione di tutte le vostre attività. Grazie. Seminare piante, seminare parole, seminare lettura, le iniziative che noi intercettiamo sul territorio in qualche maniera sono generative poi di comunità quasi sempre, quindi con quest'occhio andiamo al secondo atto della locandiera. Seconda parte della locandiera, torniamo in provincia di Venezia, esattamente a Mirano, alla Biblioteca Comunale, 10, 11 e 12 luglio. Giochi, letture e attività per vivere la biblioteca da protagonista. È un'iniziativa dedicata ai ragazzi dai 8 ai 11 anni, i posti sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria. Tutto a cura di Coop Cultura. Sul numero che vedete qui, ma lo trovate anche se seguite la pagina Facebook o il sito del comune di Mirano e della biblioteca, trovate il numero dove iscrivere i vostri ragazzi. Allora, passiamo invece in provincia di Montebelluna, una cosa curiosa, perché c'è questa archeologia del territorio. Siamo nel Museo di Storia Naturale di Montebelluna, andate a visitarlo anche, che è una cosa interessante, in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Venerdì 7 luglio alle ore 18 c'è un interessante dialogo tra Paolo Malaguti, uno scrittore, e invece le curatrici, le autrici e gli autori del volume, appunto, Archeologia del territorio. Seguirà anche un aperitivo, ma è un'iniziativa gratuita e su prenotazione, e per informazioni rivolgersi al Museo di Storia Naturale. Cosa scrive Paolo Malaguti di questo incontro? Lui si dice: guarda, che sarò presente al Museo di Storia Naturale, venite a sentire, perché parleremo di archeologia interrogandoci sulle implicazioni nel presente del paesaggio antico, e ancora di narrazione del territorio in modalità verticale,
verticale e non solo orizzontale. Insomma, si ritorna al solito nodo. Qual è? Il paesaggio è in funzione a noi o noi siamo in funzione del paesaggio? A proposito anche delle cose che sono state dette prima agli stati generali della letteratura veneta. E cosa siamo noi rispetto al paesaggio? Padroni assoluti? Indegni eredi? Custodi pro tempore? L'archeologia ci aiuta a tenere sempre presente la complessità nella realtà stratificata. Siamo sul cristallabile del presente. Per ora, dice ancora Paolo Malaguti, ma gli strati non sono finiti e in un breve volgere di secoli saremo a nostra volta archeologia e chissà, i nostri oggetti o noi stessi osserveremo muti le scolaresche da dietro una teca di cristallo. Tenerlo a mente ci aiuta, credo, dice Paolo, ad essere consapevoli che dovremo lasciare presto ad altri questi luoghi e che dovremo vivere il nostro presente con la delicatezza e il rispetto di chi cammina sulle tracce e sulle ossa di chi ha esaurito il suo tempo. Mi sembrano delle belle parole di Paolo Malaguti per collocare questa conversazione nel giusto tempo, nel giusto luogo, il presente e il passato, collegare queste due cose e anche il futuro. Allora, dopo queste belle parole, ritorniamo invece in provincia di Vicenza con questo Tracce, Intrecci, Relazioni. È la seconda edizione di una iniziativa della Biblioteca Bertoliana che organizza una rassegna di lettura ad alta voce presso le biblioteche di quartiere, in collaborazione con la Piccionaia, con i laboratori di lavoro maglie e uncinetto che si svolgono in biblioteche, nelle varie biblioteche, e l'associazione Come un incantesimo. Dura dal 5 luglio, quindi da domani, fino al 27 settembre. Il programma è articolato e potete trovarlo nel sito della Biblioteca Bertoliana, che è bibliotecabertoliana.it. Passiamo alla locandina numero 10, ritroviamo ancora Paolo Malaguti che insieme a Sona Aggio in provincia di Venezia, esattamente a Treporti, Cavallino Treporti, questa volta per una presentazione dei loro libri. Vedete, Paolo Malaguti presenta Piero fa l'America, mentre Sonia Aggio, che abbiamo visto anche prima in quel breve intervento dietro il paesaggio, presenta Magnificat. Allora, proseguiamo con il nostro itinerario, così torniamo in provincia di Treviso, esattamente ad Asolo, e a cura della fondazione della famiglia Zago, l'8 e il 9 luglio si svolgerà Asolante. Cos'è Asolante? Sono delle presentazioni di libri, dei concerti, delle performance, anche qui questa mescolanza tra la parola, i suoni, l'ascolto, l'attenzione, le letture. Vi cito solo alcuni nomi di editori e di autori che saranno presenti: Antica Edizioni, Nottetempo, Elisa Dondelli, Benedetta Centovalli che parlerà su Emily Dickinson, Valentina Durante, Mauro Perorin. Tutto ciò potete trovare delle informazioni sul sito fondazionezago.org. Chiudiamo la nostra locandina, la seconda parte, con Boschi di Carta. Anche di questi boschi di carta ne avevamo parlato con Re Giustiniani proprio l'anno scorso in un'occasione di magazine. Boschi di Carta, questa è la 7ª edizione, è un festival di editoria in montagna. Potete vedere qui nella locandina la lista degli editori, che sono molti. Si svolge nei locali del Gran Caffè Tiziano a Pieve di Cadore il 14, il 15 e il 16 luglio del 2023. Tutte le informazioni le potete trovare proprio su Boschi di Carta, ma nel sito tizianovecello.it, perché si svolge all'interno della estate tizianesca appunto di quest'anno. Direi che possiamo chiudere qui la locandina numero 2. Per le prossime edizioni vi promettiamo il terzo atto della locandiera, ma per oggi ci fermiamo qui. È stata una puntata ricca, articolata, grazie per chi ci ha seguito.
Oreste, ricordiamo sempre che se avete degli eventi, state organizzando degli eventi di lettura in vista della maratona, ma anche per allenarvi, le vostre manifestazioni estive possono trovare spazio all'interno del nostro sito internet. Sì, www.ilvenetolegge.it, dove si possono inserire tutti gli eventi che riguardano libri, letteratura e dintorni. C'è una sezione apposita nel menu in alto orizzontale riguardo al riscaldamento, cioè tutti gli eventi che da qui a il 29 settembre avranno luogo. Cliccate lì, c'è un modulo con tutte le voci, chi organizza, dove organizza, quale provincia, insomma una inserimento guidato molto facile, e poi noi possiamo anche condividere nella pagina Facebook, ma se voi ci segnalate direttamente anche sulla pagina Facebook taggando proprio il Veneto Legge, noi facciamo più hashtag il Veneto Legge 2023 è l'hashtag giusto, per cui c'è questa doppia possibilità, sia taggando il Veneto Legge, noi lo vediamo, e aggiungendo l'hashtag di cui parlava Livio adesso, in maniera che sia più facile trovarli, perché alle volte sono nascosti tra le centinaia di post. C'è qui un messaggio che chiede: ma queste trasmissioni si possono rivedere? Certo, restano in memoria sul canale YouTube di Il Veneto Legge, dove stiamo trasmettendo ora, ma dove sono visibili anche quelli dell'anno scorso, come dicevamo prima, per rivedere delle cose che avete trovato interessanti, oppure potete anche condividerlo nelle vostre pagine, nei vostri profili, in modo che altri possano vedere gli interventi e ascoltare le notizie e le informazioni che diamo. Bene, chiudiamo qui, ci vediamo tra 15 giorni, quindi martedì 18 luglio, e ci lasciamo con il video, il classico video della maratona di lettura. A martedì 18, buone letture. Grazie, a presto. Pronti? Partenza? Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 29 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo.